che da domani, lo informiamo i cittadini, la mascherina va utilizzata nei luoghi chiusi, il negozio per capirci, il supermercato, l'ufficio postale, la banca, il medico e nei luoghi aperti dove non ci sia la possibilità di avere, diciamo, il distanziamento sociale, che sono, che so, la coda fuori dal supermercato, piuttosto che se ci fosse una manifestazione. È vero che c'è il divieto di assembramento, però è pur vero che ormai, diciamo, alcune attività all'aperto si possono fare e c'è parecchia gente, non c'è distanziamento, ti indossi la mascherina. Questo vuol dire che ti porti appresso in borsa, in tasca una mascherina, te la indossi se serve. Punto. Quindi andare a passeggiare senza mascherina non è una illegalità, ma si può andare a passeggiare, a camminare, a fare attività sportiva, motoria, senza mascherina. Ricordo sempre ai cittadini che dal 3 di giugno, però anche qua non c'è un provvedimento, per cui siamo in attesa di un provvedimento nazionale, quindi è bene che io lo annunci perché lo leggiamo tutti, perché anche questa è una richiesta che ci fanno. Sembra che dal 3 di giugno, cioè da mercoledì, non ci sia più il limite del confine regionale negli spostamenti. Questo va ovviamente a consolidarsi solo dopo l'adozione di un provvedimento a livello nazionale, almeno da come la vedo io. Ci vorrà un DPCM che interrompa il blocco.